Cari amici, appassionati di camion vintage, dopo un rally storico, in compagnia qua dell'amico Renato e Filippo, siamo in una cava in abbandono con clima altamente invernale, dato che oggi è l'11 febbraio. Pazzesco Marvin, cosa ci regali adesso? E caro vecchio Renato, ringraziamo il buon Filippo che anni fa ha scoperto questo posto, e questo posto gli ha portato a scovare un vecchio Fiat, un vecchio camion che sta dormendo qua in questa cava in abbandono. Ragazzi, guardate, si tratta di un Fiat 643 N, un bel 3 assi. Fantastico, incredibile amici, guardate la diretta per voi, Marvin non si ferma mai. Guardate qua carissimi amici, davvero fantastico. Fino a poco tempo fa, fino a alcuni minuti fa c'era un nebbione che insomma era quasi improbabile fare il filmato. È venuto il Marvin, ha toccato il camion e la nebbia è scomparsa. Veramente amici, non vi stiamo È pazzesco, veramente. Il Marvin era preoccupato, diceva Filippo dovremmo venire qua in estate o in primavera perché c'è un nebbione da far paura. E invece, ragazzi, qua, guardate qua, c'è il marchio Hightech. Salutiamo tutti gli amici dell'Hightech, però io faccio sempre il report per tutti quanti. Carissimi amici, eccolo qua, insomma. Il nostro presidente, ciao Roberto. Dal presidente, ma lo stesso, tutti gli amici qua. Giuliano, Santino. Da Giuliano Santino, ma tutti quanti. Gianmauro. Anche per gli amici dei camion storici Nord-Est, anche per gli amici del Lupo. Ed eccoci qua, carissimi amici, guardate questo Fiat 643, purtroppo c'è la cabina chiusa. La porta è chiusa. È tutto chiuso, innanzitutto, e caro Filippo, dopo facciamo un particolare al motore che vediamo se il buon Giuliano ci dirà se è tutto originale. Comunque, eccolo qua, un camion da battaglia che dorme almeno da tanti anni, Filippo? Almeno 3 anni. 3 anni, insomma, Filippo che è qua fermo. Almeno. Eccolo qua. Il Marvin si sta inginocchiando sulla neve per farvi vedere il motore. Per farvi vedere il motore. E voi siete là al caldo. Voi siete lì al caldo tranquillamente al computer, che vi gustate il filmato, vi gustate le mie chiacchiere. Però niente, qua carissimi amici, guardate. Fiat 643 è bellissimo, questa ambientazione fantastica, merita ragazzi, insomma, andare piano. È un camion comunque mangiato qua, insomma. Non so quanto si possa recuperare, si può recuperare, magari meccanicamente va anche bene. Magari. Però c'è un po' di ruggine. C'è da ricordare che siamo in montagna. È squarciato, il sale l'ha distrutto qua, ragazzi, qua, a meno che non si trovi da qualche parte una cabina del Fiat 643. Però innanzitutto, insomma, bellissimi questi 3 assi. Girelli qua, insomma, Filippo, Sì. Guardate qua, carissimi amici, la diretta del Marvin qua è... direi che è preziosa qua. Siamo qua, sento anche il camion emana, anche se è fermo, quel profumo vintage, lo sento qua già dall'esterno. Di nafta. Di nafta, eccolo qua, ragazzi. Guardate, davvero spettacolare questo camion. Questo Fiat 643 che sta dormendo. Oh Renato, ti sei perso? Fantastico, fantastico! Renato si è perso. Un regalo strepitoso Marvin che ci fai. Guardate qua, carissimi amici, il regalo, più che altro il buon Filippo che ci ha portato in questo posto. Ma neanche la neve qua ti ferma, Marvin. Neanche la neve non deve fermare mai i Marvin Tour devono andare avanti. Oggi, caro Renato, hai rischiato il decesso. Ho rischiato grosso, ma non si ferma neanche nessuno nella neve. Hai rischiato l'infarto, però Renato, davanti a tale emozione bisogna anche un po' sapersi trattenere, andare avanti, perché se vuoi portare a termine il Marvin Tour. Guarda che spettacolo Marvin, guarda che diretta. Ragazzi, davvero è distrutto, però insomma, guardate qua. Meraviglioso, carissimi amici, merita. Meraviglioso. Merita sempre, sentite qua sopra c'è un rally storico. Mentre noi siamo qua sotto a documentare qua, guardate qua lo scenario della cava, spettacolare. E c'è questo Fiat 643 dove possiamo notare anche i copertoni un po' squarciati, un po' consumati, molto usurati. Qua Filippo, andiamo qua a vedere questo 3 assi Girelli, insomma molto usurato. Le tele, si vedono le tele. Qua. Saluto qua l'amico anche il buon Giorgio, eccolo qua il Giorgio. E salutiamo anche l'amico Giorgio, il Bruno. Per me Giorgio e Bruno sono un po' il gatto e la volpe, Sono, sì, quando sono un po' sossi in affari così, vanno a cercare, vanno a scovare anche loro.
un po' il capolavoro. Non saranno mai come il Marvin, che siete il prossimo. Ma no, dai, insomma, anche loro, insomma, per il vita si danno da fare. Eccolo qua, insomma, carissimi amici, eccolo qua. Lo dedico anche qua all'amico Vittorio, che bisogna ricordare anche Vittorio qua. Il buon Vittorio Sandrini, che ha avuto un po' di fretta a smontare l'OM Tigrotto, non mi ha aspettato. Insomma, sono uno dei pezzi che nel filmato mancheranno. Comunque dai ragazzi, vi ho fatto vedere questo Fiat 643 che è qua che dorme da anni, da 2-3 anni almeno, è qua. Almeno. Insomma, in condizioni... Ma da questa parte sembrerebbe anche buona la carrozzeria, c'è qualche lavoretto, insomma, la corrosione c'è, d'altronde il sale c'è. E siamo in montagna, attenzione, guardate il Marvin qua, che sta, eccolo qua. Ragazzi, guardate, io ve l'ho fatto vedere, adesso ve lo faccio vedere. Spettacolare la ripresa qua dall'alto, la cava, ragazzi, gustatevela. Vieni Renato, vieni. Ed eccoci qua, ragazzi, guardate qua che scenario, che ancora una volta. La neve, i blocchi. I blocchi, ragazzi, qua il Marvin vi ha regalato. Guardate amici, è un'emozione indescrivibile in questo momento che Guardate, stiamo provando. ragazzi, qua voi siete lì, al computer, al caldo, e il Marvin è qua, è qua, a guardarvi l'Accadeno e È qua è qua. fredda. Ragazzi, se nella neve, volete che vada a fare questi report, dovete segnalarmi ancora queste chicche. Qua al nord abbiamo, diciamo, dai, battuto un bel po'. Ragazzi, dovete anche aiutarmi a avere il permesso dei proprietari che sono, come si dice, che sospettano, che hanno diffidenti, che non fanno entrare il Marvin perché dicono chissà, mi segnala, va. Chiama i verdi. Chiama i verdi, però insomma. Chiamali. Ragazzi, se volete altri report dovete segnalare al Marvin, insomma, nel nord, io purtroppo nel sud Italia, io andrei però. Seguirci sempre. Io andrei però ragazzi, accontentatevi. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta. Il filmato l'abbiamo fatto, dall'alto l'abbiamo visto, attenzione il Marvin. Spettacolo regalato anche questa volta. Spettacolare. Attenzione a non cadere, Marvin. Io ve l'ho fatto vedere dall'alto adesso, guardate. Insomma, ragazzi, quando c'è da fare il documentario il Marvin lo fa, cerca di farlo bene. E niente ragazzi, qua cosa dire Filippo? Oh, l'abbiamo fatto, il filmato, spettacolo. La neve non ferma il Marvin. La neve non ferma il Marvin, il tempo non l'ha fermato, siamo arrivati qua con la nebbia. E ripeto, è venuto il Marvin, la nebbia è scomparsa dal camion. E questo è buon segno, vuol dire che i vecchi Fiat amano il Marvin. Perché sa che il Marvin li valorizza, gli dà quella soddisfazione di farli sentire ancora vivi. Guardate qua carissimi amici, noi facciamo appunto i filmati per dare testimonianza alle generazioni future che una volta i nostri nonni, i nostri papà sgobbavano, hanno mantenuto l'Italia con sacrifici, fatica, non come oggi, camion di plastica. Questa era l'Italia che lavorava, i veri camion italiani, Esatto. amici, questi! Ragazzi, solo Fiat indistruttibili. Spettacolo per Spettacolo. voi, amici. Niente ragazzi, qua il Marvin vi saluta. Con Renato e Filippo. E Filippo, volete andare lì? Dai, fate un saluto insieme, dai, fate un saluto. Dopo vengo anch'io, dai, veloci. Eccoli Vi qua. ringraziamo per l'ascolto. Ed eccoci qua, carissimi amici, eccoli Al qua. prossimo bottino. Alla prossima, adesso vi do il Marvin che vi saluta. che arriva il Filippo, aspetta che Filippo è un po' più esperto di questa. Eccolo qua. Ragazzi. Ed eccoci qua, il Marvin è vestito da battaglia, pantaloni da fabbrica, giacca da distruggere perché siamo andati in cava in posti di degrado e abbandono. Però questi sono i risultati. Il Marvin tocca ancora una volta il ferro, il vero ferro ragazzi che ha fatto l'Italia. Spettacolo italiano amici, l'Italia Ragazzi, che lavorava. Ciao a tutti E alla prossima. e viva il Marvin Tour, ciao! Ciao amici.